Fusione è un concetto mal digerito nel triangolo della sedia, uno spettro, una sorta di Belfagor in salsa moderna da scacciare. Ma paura di che poi viene da dire? Nelle ultime settimane è rispuntata fuori dai cassetti l'idea di fondere in un unico ente le due amministrazioni comunali di Manzano e San Giovanni, da parte dei consiglieri d'opposizione appartenenti al centrodestra, seduti sui banchi dei due comuni. Levata di scudi da due amministrazioni e del prelato contro il referendum e l'eventuale nuovo comune. Si dice che non ci sono i legami storici tra le due realtà, che la fusione non serve con la prossima entrata delle UTI, vedi riforma Pannontin e via dicendo. Ora il Costantini cronista lascia lo spazio al Costantini cittadino, residente nel comune di San Giovanni a Natisone. A, visti i tempi, ma soprattutto l'entrata del vero spettro, le UTI, la fusione sarebbe fuori luogo. B, se il prelato parla, da queste parti ancora influente a far cambiare le carte in tavola all'elettore, negativamente è solo perché gatta ci cova. C, corno di Rosazzo, terza gamba del glorioso triangolo della sedia, non ha preso nemmeno in considerazione l'idea. D, se non si è mai riusciti a creare un unico bacino calcistico tra le varie realtà, immaginatevi un comune unico. E dividere i pani e i pesci da queste parti non è mai passato nell'anticamera del cervello, come abbattere i campanili. F, il progetto è valido, messo male, poco chiaro. Secondo il mio reuma preferito, qualcuno aspira a non mollare la sedia in ambo gli schieramenti, visto che l'appetito viene mangiando e i carui da tempo hanno abbandonato definitivamente questa valle di lacrime. Vale il detto, in amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno, all'occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie.